1130. Mentre l'Europa è ancora immersa nelle tenebre del feudalesimo più arcaico, a Palermo sta per accadere qualcosa di straordinario. Qualcosa che cambierà per sempre il corso della storia occidentale. Nel Palazzo dei Normanni, simbolo di un regno appena nato, Ruggero II convoca le Curie Generales. Non è una semplice assemblea di nobili, è il primo Parlamento in senso moderno della storia. Il primo vero tentativo di limitare il potere assoluto del monarca attraverso un'istituzione rappresentativa. Pensate, mentre in Inghilterra la Magna Carta sarà firmata solo nel 1215 e in Francia gli Stati Generali nasceranno nel 1302, la Sicilia ha già un Parlamento funzionante. 72 anni di anticipo. Un primato che pochi conoscono, ma che ha segnato la storia costituzionale europea. Questa è la storia di 719 anni di un'istituzione unica. Una storia di potere, di conflitti, di conquiste e tradimenti. La storia del Parlamento siciliano. Ruggero II non era un sovrano qualunque. Cresciuto in un ambiente cosmopolita, educato da precettori greci e musulmani, parlava correntemente arabo, greco e latino. Aveva una visione del potere molto diversa dai suoi contemporanei europei. Il suo Parlamento, le Curie Generales, nacque con una funzione precisa, consultiva e di ratifica. I deputati, scelti fra i nobili più potenti del regno, non avevano potere legislativo autonomo, ma il re non poteva ignorarli, specialmente in materia di tassazione, economia e rapporti con le potenze straniere. Ma perché Ruggero accettò di limitare il proprio potere? La risposta è pragmatica. Aveva bisogno del consenso dell'aristocrazia per governare un regno multietnico e complesso. Cristiani latini, bizantini, musulmani ed ebrei convivevano in Sicilia. Non poteva governare con la forza da solo. Le curie si riunivano nel Palazzo dei Normanni, in quella stessa sala dove oggi si trova la Cappella Palatina. Immaginatevi la scena. Baroni normanni con le loro armature, prelati con le loro vesti sontuose, funzionari musulmani con i loro turbanti. Tutti riuniti per discutere del futuro del regno più ricco e potente del Mediterraneo. Questo modello parlamentare sopravvisse ai successori di Ruggero. Guglielmo I detto il Malo, Guglielmo II detto il Buono e infine Tancredi di Lecce. Ma il destino del regno normanno era segnato. Quando Federico II di Svevia salì al trono di Sicilia, aveva solo 3 anni. Ma quando raggiunse la maggiore età, si rivelò uno dei sovrani più geniali e innovativi della storia europea. Lo chiamavano Stupor Mundi, la meraviglia del mondo. E Federico compiù una rivoluzione nel Parlamento siciliano. Per la prima volta nella storia permise l'accesso ai rappresentanti delle città, non più solo nobili e prelati, ma anche esponenti della borghesia urbana, dei mercanti, delle corporazioni. È il 1231. A Melfi Federico promulga le Constitutiones Augustales, il primo codice legislativo organico del Medioevo, e stabilisce che le nuove leggi devono essere discusse e approvate dal Parlamento. Ma Federico era anche un sovrano autoritario. Usava il Parlamento quando gli serviva, lo ignorava quando gli conveniva. La sua visione era quella di uno Stato centralizzato, efficiente, moderno. Il Parlamento era uno strumento di governo, non un limite al potere regio. Eppure, con Federico, il Parlamento siciliano acquisì una struttura più articolata. 3 bracci: ecclesiastico, baronale e demaniale. Questo schema sopravviverà per 6 secoli, fino alla fine del regno. Il 1266 segna una svolta tragica. Carlo I di Angiò conquista il regno, sconfiggendo Manfredi a Benevento. Gli Svevi sono spazzati via. Gli Angioini prendono il potere. E il Parlamento? Carlo lo ignora completamente. Governa come un conquistatore straniero. Opprime il popolo siciliano con tasse insopportabili. Nomina funzionari francesi a tutti i posti chiave. Ma i siciliani non dimenticano. Il 30 marzo 1282, al suono dei Vespri, Palermo insorge.
È la rivolta più famosa del Medioevo italiano. Nel giro di poche settimane, tutta la Sicilia si libera dagli Ogo Angioino. E cosa fanno i ribelli? Convocano il Parlamento. A Palermo, in quella stessa sala dove Ruggero aveva fondato le curie, i rappresentanti del popolo siciliano decidono il futuro del regno. Offrono la corona a Pietro III di Aragona, marito di Costanza, ultima erede svevia. Il Parlamento diventa il simbolo della legittimità. Non basta conquistare la Sicilia con le armi, bisogna essere riconosciuti dal Parlamento. Questa lezione non verrà mai dimenticata. Se questa pagina di storia ti sta incuriosendo, lascia un like, condividi il video e iscriviti al canale. Commenta, condividi il tuo pensiero. A te non costa nulla, ma ci aiuti a tener viva la memoria del nostro passato. L'era aragonese rappresenta l'epoca d'oro del Parlamento siciliano. I sovrani aragonesi, lontani dalla Sicilia, hanno bisogno del consenso locale per governare e il Parlamento diventa il vero centro del potere. Si consolida la struttura tripartita, su ciascuno il braccio ecclesiastico, formato da arcivescovi, vescovi e abati, il braccio militare, composto dai baroni e dai feudatari, e il braccio demaniale, che rappresenta le città regie. Il Parlamento acquisisce poteri concreti. Approva le imposte straordinarie, chiamate donativo. Senza il consenso parlamentare, il re non può riscuotere nuove tasse. È un potere enorme, la borsa è nelle mani del Parlamento. Ma c'è di più. Il Parlamento nomina i deputati del regno, una sorta di governo permanente che amministra le finanze e controlla l'operato dei funzionari regi. È un embrione di governo parlamentare, 5 secoli prima delle democrazie moderne. Naturalmente il conflitto tra corona e Parlamento è continuo. I re cercano di aumentare le tasse, il Parlamento resiste. I re nominano viceré stranieri, il Parlamento pretende funzionari locali. È una lotta di potere incessante, ma è proprio questo conflitto che mantiene vivo il sistema parlamentare. Nel 1512, con il matrimonio di Ferdinando il Cattolico, la Sicilia passa sotto la corona spagnola. Inizia una nuova era. Il dominio spagnolo porta nuove sfide. Madrid è lontana, i viceré sono spesso corrotti, le guerre europee prosciugano le risorse del regno, ma il Parlamento resiste. I siciliani hanno una consapevolezza precisa. Il Parlamento è il custode delle loro antiche libertà e lo difendono con tenacia. Ogni tentativo del viceré di imporre nuove tasse senza il consenso parlamentare viene respinto, spesso con la forza. La procedura parlamentare si fa sempre più complessa. Le sedute durano mesi, talvolta anni. Ogni braccio vota separatamente e serve l'unanimità per approvare una legge. È un sistema che garantisce il consenso, ma che rende il governo quasi impossibile. Nel Seicento la Sicilia attraversa una crisi profonda. La peste del 1624 decima la popolazione, le rivolte scuotono il regno. Nel 1647 Palermo insorge contro il viceré. Il Parlamento è sospeso per 4 anni, ma sopravvive. Anche nei momenti più bui, l'istituzione parlamentare rimane il punto di riferimento dell'identità siciliana. Non è solo un'assemblea, è il simbolo di una nazione. Nel 1713, con la guerra di successione spagnola, la Sicilia passa ai Savoia, ma è un passaggio breve. Nel 1734 Carlo di Borbone conquista la Sicilia in Napoli, riunificando il regno. Per la prima volta, dopo secoli, il re risiede stabilmente nell'Italia meridionale e il Parlamento siciliano riprende vita. I Borbone, almeno inizialmente, rispettano le antiche prerogative parlamentari. Le sedute riprendono con regolarità, i donativi vengono discussi e approvati. C'è speranza di una rinascita. Ma nel 1798 tutto cambia. Le armate napoleoniche invadono il regno di Napoli. Il re Ferdinando IV, con la famiglia reale e la corte, fugge a Palermo, protetto dalla flotta inglese. E qui accade qualcosa di straordinario. Gli inglesi, alleati dei Borbone, pretendono riforme. Lord William Bentinck, comandante delle forze britanniche in Sicilia, diventa il vero arbitro della politica siciliana. Il 16 gennaio 1812 Ferdinando è costretto a nominare reggente il figlio Francesco. E il 19 luglio 1812 il Parlamento siciliano, riunito in sessione straordinaria, vota gli articoli della nuova Costituzione. È una Costituzione rivoluzionaria. Abolisce la feudalità, garantisce le libertà fondamentali,
istituisce un Parlamento bicamerale, Camera dei Pari e Camera dei Comuni. Il re regna, ma non governa. Il potere esecutivo è affidato a ministri responsabili davanti al Parlamento. È una Costituzione modello. Assieme a quella spagnola di Cadice, approvata lo stesso anno, diventa punto di riferimento per tutti i movimenti liberali europei. La Sicilia è di nuovo all'avanguardia. Ma dura poco. Nel 1815, caduto Napoleone, Ferdinando ritorna a Napoli e nel 1816 abolisce la Costituzione, sopprime il Parlamento e unifica amministrativamente Sicilia e Napoli in un unico regno delle due Sicilie. Il Parlamento siciliano cessa di esistere. Ma i siciliani non accettano questa cancellazione. Nel 1820, durante i moti costituzionali, l'isola insorge. Chiede il ripristino della Costituzione del 1812 e la separazione amministrativa da Napoli. Il re concede una Costituzione, ma è quella napoletana, non quella siciliana. I siciliani la rifiutano in blocco, vogliono il loro Parlamento, le loro leggi, la loro autonomia. La rivolta viene repressa nel sangue, ma la fiamma non si spegne. Nel 1848 l'Europa è scossa dalle rivoluzioni. Il 12 gennaio Palermo insorge. Nel giro di poche settimane tutta la Sicilia è liberata. Viene istituito un governo provvisorio e il 29 marzo 1848 il Parlamento siciliano si riunisce di nuovo, dopo 32 anni di silenzio. Viene proclamata la decadenza dei Borbone dal trono di Sicilia. Si vota una nuova Costituzione, ancora più avanzata di quella del 1812. Per 15 mesi la Sicilia è di nuovo un regno indipendente con il suo Parlamento sovrano. Ma le armate borboniche, riorganizzate e sostenute dall'Austria, riconquistano l'isola. Il 15 maggio 1849 Palermo capitola dopo 3 giorni di bombardamenti. Il Parlamento siciliano si scioglie per l'ultima volta. 719 anni di storia si chiudono qui. Cosa resta oggi di quell'antico Parlamento siciliano? Molto più di quanto immaginiamo. Nel 1947, quando la Sicilia ottiene lo statuto speciale e l'Assemblea regionale siciliana, non è un caso. È la continuazione di una tradizione millenaria di autonomia e autogoverno. Il Palazzo dei Normanni, dove tutto iniziò nel 1130, è ancora oggi la sede dell'Assemblea regionale siciliana. Nella stessa sala dove Ruggero convocò le curie generales, i deputati siciliani continuano a legiferare. Il Parlamento siciliano è stato un laboratorio costituzionale, ha anticipato di secoli le democrazie moderne, la separazione dei poteri, il controllo parlamentare sulle finanze, la responsabilità dei ministri, il bicameralismo. 719 anni, 14 dinastie, decine di guerre, rivoluzioni, riforme. Ma un'istituzione è sopravvissuta, ha resistito, si è trasformata ed è rinata. Perché il Parlamento non era solo un'assemblea di nobili e prelati, era l'anima di una nazione, il custode della sua identità, il simbolo della sua volontà di essere libera. Questa è la storia dell'antico Parlamento siciliano. Una storia che non è mai davvero finita.